innalza il livello del Piave e costringe i sindaci della Golena a sfollare alcuni residenti, ma la situazione è sotto controllo. Nuovo allarme per venerdì, intanto il Sile esonda in alcuni campi di Cantonna Casale. Per gli effetti del maltempo della notte, anche fortissime raffiche di vento. A Carbonera una tromba d'aria ha scoperto il tetto di un capannone agricolo. Il racconto: in 1 minuto e mezzo è venuto tutto giù. Frane e allagamenti, 36 ore con il fiato sospeso in provincia di Belluno, tra le più colpite in Veneto dall'ondata di maltempo da allerta rossa. I fenomeni progressivamente in attenuazione, ma non in tutto il Veneto. Resta l'allerta della Protezione Civile regionale per la piena dell'Adige tra Veronese e Rodigino. Mentre il Mose salva Venezia dall'acqua alta di 154 cm nella notte e 130 in mattinata, la mareggiata colpisce Jesolo e Bibione, dove i chioschi finiscono sott'acqua. Il giudice di pace di Padova annulla 3 multe a uno degli automobilisti sanzionati dai famigerati autovelox di Cadone, che il comitato dei multati esulta per la prima vittoria. Travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin, fuggendo subito dopo. Il camionista tedesco chiede di patteggiare 3 anni, la famiglia della vittima si oppone. Domani in diretta dalle 13:30, dopo la prima edizione, il nostro suggestivo viaggio della memoria tra le tombe illustri dei cimiteri di Venezia e Treviso. Alle 15 poi la messa di Ognissanti celebrata dal patriarca Moraglia. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Prima di parlare dell'ondata di maltempo che ha travolto il Veneto in queste ultime ore, vi mostriamo subito il sondaggio di questa sera su uno dei temi di cui si discute in queste ore a livello nazionale, la riforma costituzionale che prevede tra l'altro lo stop ai senatori a vita. Ecco il quesito: addio ai senatori a vita, giusto? 0422 16 26 691 se la vostra risposta è sì, 0422 16 26 691 se la risposta è no. La chiamata è gratuita, l'esito questa sera nel corso di Ring. Allora partiamo con il viaggio tra le zone maggiormente colpite dal maltempo. Sono state un'ottantina gli interventi dei vigili del fuoco la scorsa notte in tutto il Veneto per allagamenti, alberi caduti, tetti scoperchiati. Adesso l'attenzione è puntata sui fiumi. Dal Piave all'Adige preoccupano le piene, e allora andiamo subito a Ponte di Piave con il nostro Christian Arboit per capire qual è la situazione. Buonasera Christian e buonasera ad Alberto Pivetta. Buonasera a te e a tutti i telespettatori. Francesca, ci troviamo esattamente a Ponte di Piave, lo vedete, lì è la Postumia, quella è la Postumia, questo è il ponte ferroviario, questo il Piave che ha raggiunto un'ora fa 5,90 metri di altezza. La piena, diciamo così, è passata, ed è passata anche la paura, l'apprensione dei sindaci, in particolare dei sindaci dei comuni rivieraschi. Qui con me c'è Paolo Aroma, sindaco di Ponte di Piave, che già ieri mattina aveva istituito il COC, il centro operativo comunale, che questa notte alle 3 più o meno ha allertato la popolazione, parte delle famiglie. Sì, grazie all'attivazione che è stata data attraverso il COC abbiamo potuto gestire l'emergenza in una situazione ovviamente che grazie al CFD e anche al Genio Civile in particolare di Treviso ci ha permesso di vedere i vari sviluppi della situazione anche sulle portate che arrivavano da Busche, con aumenti che chiaramente potevano incidere rispetto al suolo, ma anche sulla rete secondaria, non di meno ovviamente legata al CRE, alla Negrisia e ovviamente alle reti secondarie idrauliche. Ecco, parliamo dei torrenti affluenti sostanzialmente della Piave, che si trovano a poche centinaia di metri da qui. Ora l'apprensione, diciamo così, sindaco, la paura è per giovedì, venerdì, attesa una seconda ondata. Sì, sicuramente per giovedì, per quelle che saranno le precipitazioni al suolo, ovviamente anche per domani, proprio per i livelli di questi affluenti che poi arrivano vicino al Piave, e ovviamente per quello che saranno gli scenari naturalmente venerdì. Pertanto il COC rimane aperto in diurno, proprio perché abbiamo permesso questa sera alle persone di rientrare ovviamente nelle proprie abitazioni, poiché avevamo predisposto lo sgombero proprio perché in alcuni punti, in particolare in 2 vie di questo territorio, essendo più basse, avevamo delle difficoltà, qualora venisse su abbastanza il livello, di poter portare fuori le persone, quindi anche per una situazione di sicurezza abbiamo allertato questa tipologia di intervento. Quindi l'allerta resta alta qui a Ponte di Piave, ma non soltanto a Ponte di Piave, lungo tutta l'asta del Piave anche nei prossimi giorni. Facciamo il punto della situazione, la cronaca della giornata, soprattutto nella Marca trevigiana, con questo servizio. Grazie sindaco, ti restituisco la linea, Francesca. Siamo nella paura,
Siamo nella paura, cioè le macchine già sono pronte, i borsoni sono pronti e via. Quando dobbiamo andare via, andiamo via. Diciamo che chi abita in area golenale è abituato un po'. Sei abituato, però la paura c'è sempre. Cioè ti dispiace di quello che succede. È stata una nuova giornata di apprensione lungo il Piave, soprattutto tra i residenti nelle aree golenali, ancora provati dalle conseguenze di Vaia e dell'acqua granda. Il flusso di informazioni tra i comuni rivieraschi e le varie autorità è stato costante. A Ponte di Piave la decisione di evacuare 10 famiglie delle 90 in zona a rischio è arrivata alle 3:30 del mattino. La sindaca Paola Roma non ha chiuso occhio. Sostanzialmente abbiamo iniziato con loro al telefono, dandogli un'ora entro le 6:30, 7 per almeno portare via gli effetti personali, e poi successivamente abbiamo predisposto l'ordinanza per questi, proprio perché essendo questo un punto più basso è anche più difficile portare fuori i cittadini. Inizialmente la parrocchia aveva dato la sua disponibilità, ma le famiglie hanno trovato sistemazione da amici e parenti. La messa in sicurezza non ha riguardato solo persone e beni materiali. Il giovane Nicola ha messo in salvo delle arnie. Sono intervenuto con la mia attrezzatura, le ho chiuse. Non sono riuscito a spostarle perché erano una trentina di alveari, poi per fortuna questa mattina abbiamo contattato il proprietario che è venuto a recuperarle. Le ha trovate già chiuse, perché le avevo chiuse questa mattina, e quindi le ha solo caricate e portate via. Romano Mazzariol, ingegnere ed ex amministratore, da anni monitora il deflusso idrico nell'area. Ieri sono caduti ben 100 mm di pioggia, e questo ha comportato quello che di riflesso osserviamo qui a Ponte di Piave in tutta la tratta. Ecco. Quindi i prossimi giorni saranno giorni, da quel che risulta dalle previsioni, abbastanza da tenere sotto controllo. Ma non c'è solo il Piave. Nella Marca, nelle 24 ore, gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una ventina. Alberi caduti e massi staccati in alcune strade provinciali come a Tarzo, Valdobbiadene e Revine. Qualche problema alla scuola elementare di Pieve di Soligo. Qui la pioggia ha peggiorato alcuni problemi di infiltrazione, sui quali però si sta già intervenendo. Il plesso è, dal punto di vista sismico e dal punto di vista strutturale, completamente a norma, quindi non c'è nessun problema da questo punto di vista, e le lezioni si sono svolte oggi come nei prossimi giorni regolarmente. Il Sile è esondato parzialmente a Canton di Casale, mentre a Silea le ansie principali hanno riguardato il torrente Melma. Per fortuna poi le precipitazioni si sono arrestate, quindi è sceso anche il livello, però è una criticità ricorrente in questi frangenti, proprio in cui abbiamo queste precipitazioni abbondanti, queste bombe d'acqua. Bombe d'acqua, ma anche vento forte a Carbonera. Restiamo nel Trevigiano. Il vento ha divelto il tetto di un ricovero di attrezzi in un'azienda agricola. Tempo un minuto, abbiamo sentito il vento urlare e poi il rumore, il boato, gli animali impauriti. Era quasi mezzanotte quando il forte vento ha colpito violentemente il comune di Carbonera. A farne le spese l'azienda agricola Piccolotto di via Chiesa di San Giacomo, che si dedica alla produzione e alla vendita di latte. Completamente scoperchiato il tetto di un magazzino di circa 200 metri quadrati. C'è stata sta forte, non so se definita tromba d'aria o cosa, e in un minuto e mezzo è successo che ha scoperchiato il tetto del ricovero attrezzi, una parte della stalla e alcuni ricoveri in lamiera agricoli, insomma, che vanno per i campi. Una tromba d'aria che non ha lasciato nemmeno il tempo ai proprietari dell'azienda, che abitano nella casa adiacente alla stalla e al ricovero attrezzi, di rendersi conto di quello che stava accadendo. Un rumore fortissimo e poi il botto. Ancora da calcolare l'entità del danno, ma la perdita è ingente. Stiamo tentando di pulire il prima possibile perché abbiamo problemi anche nell'evacuare il latte per portarlo al caseificio e così. Sì, dobbiamo dare continuità alla vita dell'allevamento. Ecco. Danni sapete già contarli? No, non mi sbilancio, tanti, perché sono tanti macchinari lesionati, tantissimi, e si va avanti. Tra le province maggiormente colpite, quella di Belluno, che ha vissuto 36 ore con il fiato sospeso.
36 ore ininterrotte di pioggia e vento hanno messo a dura prova la tenuta idrogeologica del Bellunese. In alcuni casi i danni sono evidenti, frane e smottamenti concentrati per lo più nelle zone della Val Belluna e del Feltrino. Il Piave è sorvegliato speciale. Allo sbarramento di Busche l'acqua impetuosa si è ripresa agli spazi del letto inariditi da periodi di prolungata siccità, con portata prossima alla seconda soglia di allerta. Abbiamo avuto precipitazioni piovose cumulate di oltre 150 mm in alcune zone del Bellunese e del Vicentino. Questo ovviamente ha comportato alcuni disagi, alcuni allagamenti localizzati, alcuni smottamenti che hanno interessato anche la viabilità. Sulla 251 della Val di Zoldo le prime avvisaglie ieri sera, quando la strada è stata chiusa per una frana a Soffranco. Veneto Strade al lavoro per rimuovere il materiale che ha invaso la carreggiata e al momento per precauzione si circola a senso unico alternato. Si è lavorato anche sulla 348 Feltrina per la rimozione del materiale che ha interrotto la strada fra Feltre e Quero, così come a Cibiana di Cadore per uno smottamento all'ingresso del paese. Restano chiuse la provinciale della Valle del Misse, la 33 di Sauris nell'intero tratto bellunese. Anche il vento ha fatto la sua parte con raffiche tese di Föhn. In questa fase stanno crescendo i livelli di alcuni corsi d'acqua. In modo particolare abbiamo chiesto l'apertura del canale scolmatore Adige-Garda, che ha lo scopo di preservare Verona e il Polesine da rischio allagamenti. In queste aree del Veneto si resta ancora con il fiato sospeso, l'allerta da arancione è passata al rosso e così sarà fino alle 20 di domani. Per tornare in provincia di Belluno, la segnalazione del monitoraggio delle storiche frane in Cadore, quella di Cancia a Borca e quella della Busa del Cristo a Perarolo. A Feltre ancora disagi sulla strada panoramica dove è crollato di nuovo il muro di sostegno. Siamo intervenuti subito col personale del comune, che ringrazio per la disponibilità e per aver sacrificato la notte in effetti per risolvere questo problema. Abbiamo intanto bloccato la strada e con la carenza di strade di comunicazione che ha la città di Feltre, quella strada è assolutamente nevralgica. Si pensa a lavori di ripristino per consentire la riapertura della strada in tempi brevi, poi con gli uffici l'amministrazione studierà un intervento risolutivo con la formula della somma urgenza. Disagi anche sulla linea ferroviaria interrotta per smottamenti fra Feltre e Quero. RFI ha avviato subito le ricognizioni del caso e ha predisposto il servizio di pullman sostitutivi. Apprensione per il livello dei fiumi anche nel Vicentino. Allerta maltempo. La perturbazione di Halloween ha provocato allarme e massima attenzione soprattutto ai corsi d'acqua nei comuni del nord vicentino. Fa paura il Bacchiglione, osservato speciale nella notte anche in città. Il centro operativo comunale aperto ieri ha monitorato l'improvviso aumento in poche ore del livello del fiume, un comportamento inusuale che testimonia la grande quantità d'acqua piovuta in poche ore. Ieri sera il Bacchiglione era 0,84 cm, a tratti a un certo punto ha cominciato a salire fino alle 3:30 di questa mattina, che è arrivato a una punta di 4,41. Da allora ha continuato a scendere, quindi fino a che non abbiamo visto che cominciasse a scendere, la situazione ci ha preoccupato. Il COC a Vicenza è aperto da ieri, continuerà a rimanere aperto fino a domani. Nel frattempo ovviamente abbiamo cominciato a organizzarci per i sacchi di sabbia che sono già disponibili presso la nostra sede della Protezione Civile. 4 le squadre allertate pronte ad intervenire. Se in queste ore l'emergenza meteo sembra comunque lentamente calare, resta comunque alta l'attenzione per il forte vento che colpisce soprattutto la vegetazione. Un albero infatti caduto nei pressi di Ponte San Paolo, dove sono intervenuti i tecnici di AMCPS. I parchi pubblici per precauzione restano chiusi. L'allerta meteo prosegue e prosegue non soltanto dal punto di vista idraulico, quindi delle piogge, ma anche dal punto di vista del vento forte. Per questo teniamo chiusi ancora i parchi della città, anche alla luce di quello che è successo la settimana scorsa con l'albero caduto in Viale Roma. La precauzione in questo momento non è assolutamente eccessiva, perché dobbiamo stare veramente attenti. I fenomeni atmosferici sono sempre più estremi e bisogna usare la massima attenzione. Nel veneziano a Bibbione la mareggiata si mangia la spiaggia e diversi chioschi finiscono sott'acqua. Il vento qui a Bibbione è fortissimo, il cielo è grigio e la mareggiata si è mangiata gran parte della spiaggia, come vedete, arrivando fino a questo ed altri chioschi. Il maltempo si è abbattuto soprattutto lungo il litorale più a est. Almeno 4 i chioschi finiti sott'acqua, in particolare il Lilli in prossimità di Piazzale Zenit, ma anche il K Beach, il Luna e il Gabbiano.
Uno scenario di devastazione, un vento fortissimo che smuove l'acqua e gli alberi circostanti con i rami caduti a terra. Questo a pochi giorni dal weekend in cui proprio lungo il litorale di Bibbione sono stati disputati eventi con decine di moto protagoniste. Ora il mare ha cancellato la spiaggia. Eppure chi conosce la zona non è troppo sorpreso, qualcuno lo trova anche folcloristico. Ieri sera noi abbiamo la casa qua vicino, via Stella Polare, si sentiva tantissimo il mare. Noi non siamo usciti, ma si sentiva il rumore del mare. E ogni tanto capita, purtroppo, però sappiamo che questo è un po' il fenomeno della natura, per cui purtroppo fa danni. Ci piace vedere, è bello da vedere. Anche a Jesolo la mareggiata ha sfondato le dune di sabbia e scoperchiato alcuni chioschi. Il sindaco ha effettuato un sopralluogo in mattinata, in particolare nella zona est. Nella zona est, nella zona della Pineta, pensiamo a Merville, Green Beach, Waikiki, Malibu, ma anche la foce del Piave. Abbiamo registrato sostanzialmente l'arrivo dell'acqua in occasione di altissima marea alle 11:30 circa di ieri sera, con danni importanti sia per l'erosione di incendi quantitativi di sabbia, ma anche per danni ai camminamenti, ai servizi igienici, alle cabine e a quant'altro. Attendiamo qualche ora per la quantificazione dei danni, ma sicuramente ammonteranno a più di 1 milione di euro. Tuttavia possiamo dire che nonostante la grande paura i danni sono stati ingenti ma limitati. Massima attenzione per la zona del porto Gruarese, San Donatese e del fiume Piave. Nella notte sono stati chiusi al transito delle auto anche i 2 ponti di barche, quello tra Noventa e Fossalta di Piave e quello verso la foce tra Cortellazzo ed Eraclea. Venezia invece grazie al Mose è stata risparmiata dall'acqua alta eccezionale che alle 23:05 di ieri ha toccato una massima di 1,54 m misurati alla diga sud del Lido. Per la città sarebbe stato un colpo tremendo, ma l'alzata delle paratoie del sistema idraulico alle 3 bocche di porto ha tenuto fuori dalla laguna l'onda di marea, mantenendo nel bacino interno un livello di 75 cm. Il centro storico in sostanza è rimasto all'asciutto. Il fenomeno, a causa dell'aumento in serata del vento di scirocco, ha superato anche le previsioni del centro maree, che aveva stimato una massima di 135-140 cm. Stamani invece acqua alta registrata a 130 cm. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata al maltempo e veniamo alla notizia che riguarda l'autovelox di Cadoneghe, perché è arrivato dal giudice di pace l'annullamento delle prime 3 multe. Siamo molto emozionati, è una giornata incredibile. La prima buona notizia è arrivata. Questa mattina il giudice di pace del Tribunale di Padova ha annullato 3 multe del famigerato Velox di Cadoneghe. È stato accolto un primo ricorso di un cittadino che aveva ricevuto 3 multe per il valore di 700 euro e aveva perso numerosi punti della patente. Valentino Incianu, 33enne, operaio romeno di Campodarsego. Eccolo sorridente all'uscita dell'ufficio del giudice di pace. Il gruppo dei multati esulta per questa vittoria e torna a sperare. Siamo veramente soddisfatti perché fin dall'inizio avevamo colto che c'erano delle irregolarità e comunque mancava tutta l'informazione affinché i cittadini sapessero che in quel tratto erano stati installati dei Velox e che il limite di velocità era stato modificato sensibilmente. Il ricorso presentato dal 33enne multato mentre andava dalla suocera era motivato dalla mancanza di segnaletica adeguate, dalla distanza del cartello al punto dove è posizionato il Velox. Noi da qui puntiamo quindi all'annullamento di tutte le sanzioni fino ad oggi elevate, al blocco immediato di tutte le notifiche che nel frattempo il Comune ha continuato a spedire ai cittadini. I ricorsi come quello di Valentino sono centinaia, i multati spesso se li sono scritti da soli senza rivolgersi ad avvocati. C'è un'indagine ancora in corso della Procura della Repubblica, dobbiamo ricordarlo, e soprattutto attendiamo a giorni ormai il deposito della perizia pro veritate di cui il Comune ha dato incarico ad un avvocato affinché analizzasse tutta la documentazione che ha portato all'installazione di quei 2 Velox. Diciamo che oggi è una giornata speciale e speriamo che in qualche modo tutto ormai diventi storia passata. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta. Morte di Davide Rebellin, il camionista che lo travolse, allontanandosi poi chiede di patteggiare, contraria la famiglia del campione. Il difensore del camionista tedesco, attualmente detenuto nel carcere di Vicenza, ritenuto responsabile per aver travolto e ucciso con il suo tir il campione di ciclismo Davide Rebellin ed essersi poi dato alla fuga, ha presentato formale richiesta di patteggiamento per il proprio assistito. Di conseguenza il giudice del Tribunale Berico ha revocato l'udienza avanti al giudice monocratico della sezione penale, dinanzi al quale aveva disposto il giudizio immediato dell'imputato, fissandone un'altra per il 7 dicembre, dove sarà valutata l'ammissibilità dell'istanza e la congruità della pena proposta, che sarebbe di 3 anni. Si sarebbe partiti da una base di 6 anni e mezzo, poi via via ridotti per gli sconti previsti dalla scelta del rito alternativo e da altri elementi, quali l'avvenuto risarcimento dei familiari della vittima. I congiunti del campione di ciclismo, assistiti per l'iter risarcitorio da Studio 3A Valore SPA e per la parte penale dall'avvocato Davide Picco, hanno preso atto della richiesta, ma ribadiscono tutta la loro contrarietà, auspicando, si legge in una nota, che la richiesta di patteggiamento possa essere rigettata. Domani alle 15 su Antenna 3 andrà in onda la Santa Messa della Solennità di Ognissanti, celebrata dal Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, in diretta dall'oratorio di Santa Maria della Consolazione all'interno del cimitero di Mestre, a seguire la commemorazione dei defunti con la recita itinerante del Rosario nel Camposanto di Mestre e la benedizione finale impartita dal Patriarca. Celebrazioni che saranno presiedute da un suggestivo viaggio del nostro Lucio Zanato tra le tombe illustri nei cimiteri di San Michele a Venezia e di San Lazzaro a Treviso. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Lo scenario meteorologico resta movimentato anche nel giorno di Ognissanti. Novembre al via con tempo instabile. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì. Sul Veneto avremo iniziali foschie e nebbie in pianura e in qualche fondovalle, ma in progressivo dissolvimento. Lasceranno spazio ad una mattinata in prevalenza soleggiata. Nel pomeriggio poi tendenza ad aumento della nuvolosità sulle zone montane e pedemontane in particolare. In serata qualche piovasco sparso. Temperature in lieve calo, minime sui 3-11 gradi, massime comprese tra 16 e 18 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Avremo ampie schiarite inizialmente, anche in questo caso a seguire più nubi e dentro sera saranno possibili delle precipitazioni. Temperature minime tra 8 e 14 gradi, massime sui 17-20 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove in mattinata sarà più soleggiato, poi con il passare delle ore non è escluso qualche fenomeno. Temperature minime intorno ai 2-5 gradi, massime sui 17 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.